Siamo davanti a un campo di mais, qui non so quale sarà il futuro di questo mais perché insomma abbiamo compromesso completamente la pianta. Il grano siamo quasi pronti alla raccolta e quindi abbiamo circa un 80-90% di perdita su quello che riguarda la produzione del grano. La soia staremo a vedere, insomma è ancora piccola e quello forse è l'unica, ma soprattutto le piante da frutto. Le piante da frutto hanno avuto grossi danni sia nel frutto ma soprattutto anche nella corteccia e proprio nella struttura della pianta. Guarda sconsolato il mais sperando di recuperare qualcosa Gianpietro Branco a Rendinara. Il grano, almeno per l'80%, sarà da buttare. Se il temporale di ieri ha spazzato l'Alto Polesine, già lunedì un'area più piccola era stata interessata da una supercella che aveva causato danni ingenti ai frutteti. Abbiamo avuto una forte grandinata zona Lusia Cavazzana, zona orticola, che ha compromesso tutti i raccolti, anche se avevamo le protezioni con le reti, ma purtroppo è stato talmente forte il vento che la grandine mischiata al vento ha fatto di grossi danni.